Benissimo, buongiorno a tutti e grazie per aver accettato l'invito a partecipare a questo nostro secondo congresso. Per aprire questi lavori congressuali il primo atto formale è quello di nominare il Presidente che presiederà la giornata odierna. Signore e signori, vi chiediamo di dare il vostro consenso alla nomina di Presidente del nostro caro Ivano Parola. Il quale con animo grato accetto. Occorre che siano nominate le commissioni congressuali, che sono 3. Commissione verifica poteri. La seconda commissione è la commissione elettorale e poi l'ultima commissione che è la commissione che valuta la mozione finale del congresso. Direi che possiamo senz'altro procedere alla lettura della relazione introduttiva. Dopo vedremo prima il videoclip che a nome e conto della segreteria del Fabi del gruppo Veneto Banca viene letta dal segretario coordinatore Beppe Algeri. Dedicato ai folli, agli anticonformisti, ai ribelli, ai piantagrane, a quelli che non si arrendono davanti all'evidenza, a quelli che vedono le cose in modo diverso. Costoro non amano le regole e non hanno alcun rispetto per lo status quo. Potete citarli, essere in disaccordo con loro, glorificarli o denigrarli, ma l'unica cosa che non potrete mai fare è ignorarli, perché loro cambiano le cose. Loro fanno progredire l'umanità. E mentre qualcuno potrebbe definirli folli, noi ne vediamo il genio. Perché solo quelli che sono abbastanza folli da pensare di poter cambiare il mondo lo cambiano veramente. Con questo breve video, della durata di poco più di 3 minuti, abbiamo cercato di offrire sia ai delegati sia ai graditi ospiti, che ringraziamo per aver accettato l'invito a partecipare a questa assise, una fotografia di quello che oggi è la Fabi del gruppo Veneto Banca. Una squadra di 41 persone che hanno a cuore la tutela dei diritti e degli interessi delle colleghe e dei colleghi in un'azienda che desiderano divenga sempre più sana e fuori. La relazione sarà integrata, uso questo termine, integrata, da quello che avete letto nell'invito, che è praticamente l'apertura di un dibattito su 2 temi specifici molto importanti, l'etica e il bilancio sociale. Ecco a voi Stefano Chini. Ringrazio per questa presentazione, mi auguro di non deludervi a questo punto. L'etica è un concetto trasversale, non riguarda solo
alcune persone, alcune categorie. L'etica riguarda tutti. Il management dovrà essere più vicino ai propri uomini e sostenerli favorendo l'ascolto, il rispetto e il coinvolgimento in modo che ogni operatore possa sentirsi al centro del progetto ed iniziare quell'importante percorso che lo porterà ad assumersi le proprie responsabilità. Per me agire etico significa agire con libertà interiore, rimanendo in equilibrio, ed ecco lo yin e lo yang della pagina, insomma, della copertina, nel rispetto dei reciproci interessi. Siamo lieti di ospitare al secondo congresso del coordinamento dei rappresentanti della Fabi del gruppo Veneto Banca il professor Paolo Ricci. Che cos'è il GPS? Perché sono presidente di qualcosa che sarà qualcosa. La faccio innanzitutto perché è un'associazione non profit. È un'associazione di 35-36 atenei italiani distribuiti su tutto il territorio nazionale, dalla Bocconi all'Università di Messina. Abbiamo sede a Milano. Siamo famosi, conosciuti in Italia perché siamo il primo standard setter sul tema del bilancio sociale. Cioè cosa siamo? Siamo stati i primi, la prima organizzazione non governativa che si è occupata di bilancio sociale fino a predisporre un modello di bilancio sociale. Perché nel codice civile, nelle norme, sono previste queste regole? Perché si ritiene che le imprese commerciali, bancarie, assicurative siano obbligate a rendere il conto delle loro attività. Il bilancio sociale deve essere un rendiconto che sia in grado di fare una riflessione approfondita sull'identità dell'azienda, la sua missione e direi la sua governance. Deve poter dire quali sono gli utilizzi che noi abbiamo fatto delle risorse in termini di impatti sociali, in termini di impatti sull'ambiente, in termini per esempio sulle politiche delle risorse umane, cioè deve fare una serie di riflessioni nel rapporto, nella relazione tra risorse economico-finanziarie e una serie di impatti. Deve contenere un bilancio sociale, quindi diciamo questa è la parte che congiunge il bilancio sociale con il resto del sistema informativo contabile. Elemento che deve contenere una relazione, io la chiamo sociale, ma una relazione che descriva, non più con i numeri, ma con i fatti, le attività svolte, se ci sono condizioni per il miglioramento dell'attività dell'azienda, e quali sono, e soprattutto se ci sono intenzioni di migliorare lo stesso strumento bilancio sociale. Veneto Banca, sono presenti 13 delegati, 6 deleghe, quindi farebbe 19. I voti rappresentanti di Veneto Banca è 767, di cui per delega 210. Quindi il congresso Veneto Banca, un capogruppo, è valido. Il gruppo Veneto Banca, no? Presente oggi 17 delegati con gli accreditamenti già fatti dai rispettivi SAB provinciali, più 8 deleghe ovviamente di colleghi che non hanno potuto venire. I voti rappresentati sono 912, di cui per delega 234, e quindi dichiaro valido il congresso. Do subito la parola agli ospiti
per i saluti, il diritto. Il primo a parlare direi Giuliano Xausa, segretario nazionale della Fabi. Etica, no? E nel mondo bancario cosa vuol dire etica? Guardate che è tutto etico nel mondo bancario. Cioè ogni prodotto di per sé è etico anche un mutuo al 17% se... Il problema è che non diventa più etico quando io lo vendo in maniera sbagliata e alla persona sbagliata. Il mio compito era, scusate, provocare un attimo, portarvi i saluti miei, della struttura di Vicenza, della Banca Popolare di Vicenza, che abbiamo capito che non contrarrà matrimonio a breve termine con Veneto Banca. Noi già avevamo iniziato a ragionare ma quanti iscritti saremmo, ma diventeremo purtroppo non è andata così, però invece vedo che state facendo un buon lavoro. Dico ancora, io invidio il vostro gruppo per tutta la parte informatica, perché veramente sapete raggiungere non solo gli iscritti lavoratori ma tutto il mondo, perché io che sono amico Facebook vostro vedo tutto in tempo reale, ed è una cosa che veramente va detta e va, secondo me, apprezzata in maniera Massimo Bonanno, coordinatore della Fabi del SAB di Ancona. C'è una cosa nella relazione che sicuramente c'è un dubbio che ti sei posto a nome di tutti su potevamo chiamare qualcuno all'esterno per fare qualcosa di diverso. E in questa relazione dice: noi membri della segreteria abbiamo cercato di cogliere i suggerimenti e le proposte, forse se ci fossimo rivolti a professionisti o costosi consulenti il risultato sarebbe stato migliore. Io penso di no. Ho visto un gruppo dirigente che è veramente unito, il cui motto, la partecipazione, la condivisione e il rinnovamento lo si vede tutti i giorni, e penso che la federazione forse potrebbe trasferire proprio questo modo di operare, soprattutto nella parte informatica, sul messaggio che riuscite a dare ai colleghi nella federazione, attraverso un coinvolgimento nel gruppo informatico che abbiamo come Fabi del vostro lavoro, del vostro operato, del modo di vivere e fare sindacato come lo fate voi. Grazie per quello che fate, ragazzi. La parola a Corrado Villa, coordinatore della Fabi del SAB di Monza e Brianza. Io ringrazio intanto la segreteria di avermi invitato, porto ovviamente i saluti della struttura territoriale della Fabi di Monza e ho avuto il piacere di ospitare il coordinamento femminile il mese scorso al SAB di Monza e avrò ancora il piacere di ospitare il coordinamento femminile della vostra banca tra 20 giorni. Ringrazio ancora di essere stato invitato al vostro convegno, al vostro coordinamento. Mi sono piaciute molto gli accenni all'etica fatti dai due interventori che ho sentito con molto piacere, anche perché io sono un testimone da una dozzina d'anni di per banca etica. Vi mandiamo i saluti, adesso li vedete sul videoclip, di Valerio Poloni, vecchio amico e però ancora attivo presso il SAB di Bergamo, e in passato si è fatto conoscere più volte. Carissime amiche e carissimi amici, oggi avrei voluto partecipare ai vostri lavori per il rinnovo della delegazione aziendale e di gruppo. Purtroppo, per concomitanti impegni, mi trovo in quel di Siena per tenere 2 assemblee per la presentazione della piattaforma per il rinnovo del contratto collettivo nazionale del lavoro, quindi non potrò essere della partita. Voglio però esprimervi tutta la mia vicinanza e simpatia. So che state lavorando molto bene e che la nostra organizzazione ha assunto un ruolo in Veneto Banca di estrema rilevanza, sopravanzando una presunta egemonia di altre organizzazioni sindacali. Bravissimi, continuate così, nell'augurio che la nuova squadra che siete chiamati a formare sappia dare seguito al lavoro intrapreso. Un affettuoso abbraccio, Valerio Poloni. Prego, Massimiliano Paglini, segretario della FIBA CISL del gruppo Veneto Banca. Io devo dire che mi fa molto piacere essere qua con voi stasera.
è la prima volta che partecipo a un evento di un'altra organizzazione sindacale. C'è stato un momento di distanza delle nostre organizzazioni. Ci siamo trovati sugli obiettivi e sulle strategie. Sugli obiettivi e le strategie abbiamo costruito l'unità sindacale e le nostre organizzazioni in particolar modo si sono ritrovate. Assieme abbiamo fatto molti accordi, l'ultimo è quello che abbiamo firmato, la proroga del CIA, e non è un fatto, come dire, casuale, non è un fatto che capita tutti i giorni, anche oggi nel nostro sistema bancario. Vogliamo che Veneto Banca cresca, perché cresce se valorizziamo tutte le diversità che ci sono. Se l'azienda continuerà a lavorare con le organizzazioni sindacali, almeno Fabi e FIBA questo vogliono fare, speriamo che anche le altre seguano questo percorso che abbiamo intrapreso, se l'azienda lavorerà nello spirito di condivisione degli obiettivi e le strategie. Abbiamo in cantiere molte cose, tra cui anche un protocollo che non è solo quello sulle pressioni commerciali, è qualcosa di più, qualcosa che dovrebbe rafforzare quello che è emerso dall'assemblea di soci, l'autonomia, la crescita, lo sviluppo sostenibile. Noi ci crediamo molto, ma mi pare che anche la segreteria e la Fabi ci credano molto. Speriamo che anche le altre organizzazioni con noi credano a questo obiettivo, perché crediamo che Veneto Banca possa continuare a stare da sola. Molto coraggio per provare a cambiare le cose. Vi ringrazio e buon congresso. Grazie Massimiliano. Abbiamo qui il segretario nazionale Attilio Granelli e quindi cogliamo l'occasione per ricevere i suoi saluti. Sono qui io perché Luca non ha potuto essere qui, quindi io vi leggo il messaggio che qualcuno di voi ha ricevuto in posta elettronica, ho visto, e quindi mi permetto di leggerlo. Vi manda questo messaggio: buon pomeriggio Giuseppe e a tutti i colleghi e alle colleghe, rappresentanti sindacali del gruppo Veneto Banca. Vi auguro una serena e proficua sessione di lavori congressuali. Oggi i miei compiti di segretario nazionale con delega al credito cooperativo mi trattengono a Roma in Federcasse per un delicato confronto sul tema del rinnovo dell'agibilità sindacale del settore del credito cooperativo. Vi abbraccio con grande affetto e poco alla nuova squadra della Fabi che eleggerete alla conclusione delle 2 giornate di congresso. La mia personale stima e fiducia, ben sapendo che sarà all'altezza nel raccogliere il testimone e continuare il difficile ma vincente lavoro sindacale. Luca è così, grande amico, al quale sono particolarmente affezionato perché siamo entrati in segreteria nazionale insieme 4 anni fa da Novellini e ci siamo molto affiatati. Io non so Veneto Banca se è nel comitato esecutivo dell'ABI, non l'ho mai visto al tavolo, quindi non è in delegazione ma magari presidente in caso. E mi auguro che sia una colomba in ABI Veneto Banca, cioè che lo voglia fare il contratto nazionale, perché lì sono spaccati in 2 fazioni, ci sono i falchi che vorrebbero eliminare il contratto nazionale e magari anche quello di secondo livello e farsi gli accordi unici in casa propria, ma ci sono quelli che vogliono invece avere il contratto nazionale forte, con normative forti, che permettano poi anche a noi di gestire meglio tutte le procedure a livello aziendale di gruppo, no? E io gli dico, ma difendete a spada tratta, resistete il più possibile a farvi comprare da qualcuno. Dite di no, fate tutte le battaglie possibili, resistete. Viene distrutta la storia, viene distrutta la relazione, viene distrutto il modo di lavorare. Oggi il personale del gruppo UBI, e l'inno che di Banca Carino Sud lo può confermare, oggi il personale della Banca Popolare di Bergamo, che era forse la migliore banca popolare del territorio nazionale, insieme al credito bergamasco di Bergamo sempre, e qualche altro popolare, oggi non ha più voglia di lavorare. Questi non solo hanno distrutto il valore dell'azienda, hanno distrutto gli entusiasmi e le motivazioni della gente. Non è vero che più è grande la banca, le cose vanno meglio. Quindi come Veneto Banca io vi auguro personalmente di rimanere il più a lungo possibile indipendenti e di resistere. Qui si respira ancora un'aria familiare con forse problematiche un po' ridotte a quelle dei grandi gruppi che viviamo noi. Ed è un bene per voi, ed è un bene. Cercate di difendere l'indipendenza della vostra azienda. Io non la faccio lunga, vi saluto e vi auguro di non innamorarvi mai più di nessuno. Io credo che a questo punto il dottor Bortolan qualche cosa da dire ce l'avrà di sicuro. Dottore, prego. Grazie.
Buonasera a tutti, anche se ci siamo salutati arrivando e poi abbiamo approfittato anche del break. Anch'io devo portare dei ringraziamenti, i saluti, in particolare quelli del Presidente e del Direttore Generale, che oggi sono impegnati a Bari con un gruppo di colleghi e che non sono qui, però ecco, ringraziano dell'invito che hanno ricevuto e formano ovviamente gli auguri perché questo congresso possa davvero essere fruttuoso per i partecipanti, ma anche per la prosecuzione, diciamo, di relazioni sindacali che, come in tutte le famiglie, hanno anche dei momenti di tensione, ne abbiamo avuti anche noi per il passato, però devo dire sempre all'insegna di un confronto che non ha mai superato non solo i limiti della buona educazione, ma anche proprio quella correttezza e quella onestà intellettuale a cui io credo e a cui credo dobbiamo ispirarci nelle nostre modalità anche di guardare al futuro. Bisogna dare atto a questa organizzazione di essere davvero cresciuta all'interno del gruppo, anche per quanto riguarda le relazioni sindacali. Chi è da più tempo vuole dire no, ma ci sono anche tante persone nuove. È stato compiuto secondo me un percorso di crescita nella qualità della relazione, nella modalità di confronto e direi anche, tornando al tema un po' di un bilancio anche qui, di una rendicontazione di tante cose che si sono fatte, diciamo, ai tavoli sindacali e che forse qualche volta si rischia anche di non valutare nella giusta importanza, no? Sia per chi ci lavora, quindi le delegazioni, sia per i colleghi, no? Fare anche il sindacalista oggi non è mai stato un mestiere facile, però oggi è un mestiere oggettivamente più complicato che in passato, no? Auguro buon lavoro a tutti. Grazie. Sarò brevissima, quindi mi autopresento. Io, per chi non mi conosce, sono Vania Piccini e sono alla guida dell'ufficio politiche del lavoro di Veneto Banca. Probabilmente non esiste l'azienda perfetta e quindi io dico ben vengano le critiche quando sono costruttive e non però disfattiste o fine a se stesse. Quindi io ho apprezzato moltissimo la relazione da parte del collega Achilli, dove dice sì, ci sono dei problemi, ma c'è anche una volontà e la voglia di risolverli. Penso che siano cambiati completamente il ruolo oggi e di azienda e di sindacato. Tante volte tendo a non vederci come controparti, ma come persone che lavorano per trovare delle soluzioni a dei problemi, ahimè, purtroppo molto, molto seri. E quindi l'auspicio è di continuare a lavorare insieme cercando il più possibile le coesigenze. Grazie. Il collega Walter Cauduro in rappresentanza del SAB di Treviso. Appunto sono Walter Cauduro del SAB di Treviso e per me è un onore portare qui il saluto di tutta la FABI di Treviso ed in particolare del segretario coordinatore Massimo Gavanini. Come SAB di Treviso vi voglio ringraziare pubblicamente per il proficuo lavoro svolto. Garantiremo la massima disponibilità e collaborazione. Mi è piaciuto il vostro slogan coniato per il secondo congresso: coerenti, costanti e concreti. Tanti SAB, tante idee, ma una FABI, la FABI che ci piace. Grazie e buon congresso a tutti. Grazie. Nicola Ninno è il segretario provinciale FABI di Bari. Vabbè, al di là dei saluti di rito che tralascio, io ho avuto occasione di conoscere innanzitutto Ivano Farola, ovviamente, però sapevo che sarebbe andato via e si è affacciato a un giovincello. Personalmente io non ho avuto dubbi sulle capacità, innanzitutto professionali, e sull'onestà, che è un'altra dote che bisognerebbe avere. Poi il coraggio, lo citava il collega, credo che abbia dimostrato anche di avere coraggio. Purtroppo il coraggio è una cosa che non si può insegnare. Io vedo un fenomeno che contraddice un po' quello che le banche oggi vorrebbero mostrare. Attenzione alle risorse umane, uso questo termine che a qualcuno non piace, perché una volta c'era un concetto, ok, ci sono le norme, però c'è una certa elasticità.
succedeva un fatto in cui c'era un problema, un danno, qualche cosa, l'azienda valutava quella cosa, se c'era dolo aveva un atteggiamento, se non c'era dolo capiva che era stato fatto in buona fede, scusava l'errore perché le era conveniente quella situazione. Nessuna banca sarebbe in grado di poter lavorare se applicassimo le norme che le stesse banche, a parte quelle di legge, che le stesse banche impongono. Cesare Rossi di Europa Benefits. Buonasera a tutti, volevo ringraziare infinitamente di questo invito, ci ha fatto estremamente piacere venire, mi unisco ai complimenti per il sito, che quello della FABI è quello che io seguo quasi giornalmente, perché comunque è sempre molto aggiornato e tutto. Abbiamo seguito ovviamente le vicende che hanno caratterizzato la banca in questo periodo e confidiamo che tutto possa proseguire la nostra collaborazione nei termini, nei modi come è stata fatta finora. Grazie mille, grazie. Abbiamo il piacere di avere il segretario aziendale della Wilca, Mario Crosara. Intanto buonasera a tutti, ciao a tutti. Va bene, allora, perfetto. Ringrazio da parte mia ma anche di tutta la Wilca, la segreteria. Oggi i giovani non hanno più tempo di conoscere, non hanno il tempo perché sono pieni di troppe cose, troppa gente, troppe persone sopra di loro continuano a martoriarli costantemente, ora per ora, hai fatto questo, hai fatto questo, hai fatto questo. E se ogni giorno fanno qualche cosa di buono, ce ne sono 8 che non hanno fatto. Ma vado da un collega che veramente ha voglia di lavorare e non vedo che ha i brufoli, una persona un po' meno di anni di me, una decina di anni di me, che ha i brufoli e via di te, mi dice: Mario, ma non è giusto che io ce li abbia, questi sono per lo stress. Grazie e buon lavoro. Al Presidente non competono mai le valutazioni, quelle competono a voi delegati. Però fatemi dire una cosa. Un congresso che è iniziato con un approccio di alto livello. I partecipanti, il professore ma anche il collega, vi hanno dato la prova di quanto con l'impegno, con lo studio, con l'approfondimento dei temi, anche il sindacato può cogliere stimoli da far propri. L'ultimo concetto che voglio dire è un apprezzamento che mi stimola, mi convince a ritenere che domani, che è la giornata clou del congresso, vivremo, come abbiamo vissuto oggi, una giornata ad alto livello. E in questo caso quello che garantirà l'alto livello siete voi.